Oggi sono state presentate delle iniziative riguardo ai giovani, perché i giovani sono la nostra espressione del futuro, quindi a maggior ragione noi che siamo un popolo veneto, che siamo i primi come volontariato, che siamo i primi anche a donare certe cose, pensiamo anche ad essere i primi a donare gli organi. Non lo siamo a livello nazionale, però ci siamo lì. Ecco, quindi è molto importante pubblicizzare e dare ampio respiro a questo tipo di iniziative e soprattutto di associazioni che si occupano di questo. Molto spesso si pensa alla Regione Veneto come una regione forte dal punto di vista economico e finanziario, e lo è, di grandi imprenditori, ma è anche una regione che ha un grande cuore, e questo lo dimostra il fatto di avere tantissime associazioni di volontariato e tantissimi iscritti a queste associazioni. Abbiamo un primato che è a livello nazionale e questo è molto importante. Oggi siamo qua per questo, sensibilizzare sul tema dell'AIDO, quindi della donazione degli organi, che diventa importante legandola a un qualcosa di più ludico, importante, piacevole, che è questo contest canoro importante che raccoglie giovani e meno giovani. Quindi dare la possibilità a queste persone di esprimersi e fare pubblicità e promozione per veicolare e informare la cittadinanza su questa possibilità della donazione degli organi, penso che sia un tema veramente strategico. Il mondo dei giovani per noi è un mondo importante, facciamo tantissime attività nelle scuole, ma anche negli oratori, nelle parrocchie dove ci sono i giovani. E perché? Perché vogliamo che loro possano in qualche maniera prima di tutto ereditare il nostro messaggio, ma anche essere loro i protagonisti di questo messaggio. Noi vorremmo che i giovani parlassero con i giovani e proprio per questo AIDO Veneto sta facendo un percorso di formazione con 54 giovani e il concorso con oro è proprio una opportunità per i giovani che amano la musica di poter essere protagonisti. Questa attività che noi facciamo con i giovani ci porta a dei risultati. Oltre il 50% dei nuovi soci negli ultimi 10 anni, ma probabilmente anche da prima, sono giovani under 35 e questo rafforza ancora di più la nostra attività, perché vuol dire che i giovani sono sensibili alla tematica e anzi sono senza limiti. Perché ecco, per loro è normale dire di sé alla donazione, sicuramente molto di più di un cinquantenne, di un sessantenne. Certo, hanno avuto la fortuna di incontrare AIDO che li ha informati. E questo è proprio quello che noi vogliamo, perché loro sono il nostro futuro e partire da loro vuol dire cercare di arrivare a una cultura del dono che sia molto normale, una cosa naturale. Naturalmente questo lo facciamo anche con le altre associazioni del dono, perché il dono non è solo il dono degli organi che porta avanti AIDO, i giovani è un po', voglio dire, il target migliore per tutte le associazioni del dono. Siamo qua oggi proprio per lanciare 2 progetti e vogliamo che questi siano progetti che possono essere anche divulgati nella nostra Italia. Il Veneto è una regione positiva per numero di soci AIDO, per numero di donazioni, per numero di trapianti e speriamo che l'attività AIDO possa essere di esempio virtuoso anche per tante altre realtà che magari sono un po' più in difficoltà. Cerchiamo anche volontari, se c'è qualcuno che vuole darci una mano noi ci siamo e accettiamo volentieri chi ha voglia di dedicare un po' di tempo, un po' di competenza per questo messaggio importante. Diciamo di sì alla donazione. AIDO Veneto, la missione è quella di coinvolgere e convincere i cittadini ad essere positivi alla donazione degli organi. Quindi dobbiamo oltre a raccogliere anche le adesioni per il dono. Quindi fa propaganda, riesce a coinvolgere il cittadino per fare in modo che il cittadino sia consapevole e dica sì alla donazione. Giovani ambasciatori del dono.
L'idea è quella di riuscire a coinvolgere i giovani, a formarsi e che in modo che siano loro a far passare questa mission, questi valori ai loro coetanei. Abbiamo cercato, appunto, grazie al contributo della Regione Veneto, di coinvolgere questi giovani e ci hanno dato la loro adesione, ben 54 giovani dai 17 ai 18 anni, che adesso da poco hanno iniziato la scuola, hanno dato la loro adesione per formarsi. Infatti noi forniamo un percorso formativo in comunicazione a livello tecnico, l'uso dei social e queste cose, in modo che loro abbiano la capacità di formare i loro coetanei. In un contesto come quello attuale, dove praticamente i giovani sono visti proprio nella loro peggiore vista, praticamente essere giovani e condividere questo progetto è una cosa eccezionale. Gli obiettivi sono solamente quelli di parlare di donazione, di sensibilizzazione, perché ci sia questo trapasso dal canto e quindi attraverso le canzoni si possa parlare anche di donazione. Tanto è vero che faremo nella serata conclusiva del 6 dicembre in sala Tommaso Moro a Piombino Dese i cantanti, però faremo passare delle frasi che parlano di donazione, parlano di AIDO, parlano di sensibilizzazione e di entusiasmo per dire il sì all'AIDO. Questo contest Canoro, come dicevamo prima, è nato un paio di anni fa, non era Una voce per la vita, prima aveva un altro nome ed era Una canzone per Laura, perché era intitolato a questa ragazza che ha donato tutti gli organi e che purtroppo è mancata a 40 anni. E abbiamo deciso di estendere appunto il concorso, diciamo, includendo il AIDO, che comunque già era in coorganizzazione con lì a Piombino Dese, dove c'è la sede che gestisce Dario Guerra. Proprio perché ovviamente attraverso questo concorso vogliamo veicolare dei messaggi importanti proprio relativi all'AIDO, quindi alla donazione, no? Ecco. E niente, si svilupperà esattamente come fin dall'inizio, con una preselezione, quindi tutti quanti coloro che vogliono iscriversi al concorso andranno sul sito dedicato e chiederanno appunto di partecipare. Poi ci sarà una preselezione che potrà avvenire appunto attraverso una registrazione, un video in presenza con una giuria dedicata, quindi con persone titolate nell'ambito musicale, e poi tutti i finalisti verranno contattati e ci sarà anche questa lista sul sito per poter appunto andare in finale e quindi partecipare alla serata finale, ecco, di questo concorso. Al quale potranno partecipare tutti in categorie? E in 3 categorie, quindi come dicevamo ci sono gli junior, i teenager, i senior, e quindi uno può partecipare sia con una cover che con un inedito ovviamente. Ecco, quindi noi li aspettiamo molto come dire, no, a braccia aperte, perché amiamo la musica e amiamo appunto utilizzare la musica come veicolo per un messaggio importante, in questo caso per l'AIDO.